L'azienda ULS S3 Serenissima, facente capo all'area della città metropolitana di Venezia, è stata una delle realtà che in piena emergenza sanitaria accusava uno dei bilanci regionali più pesanti per casi, ricoveri e vittime. In questo inizio del mese di novembre sentiamo qual è lo stato delle cose dalla viva voce del direttore generale. La situazione è una situazione delicata a cui stiamo ponendo molta attenzione. Abbiamo attualmente circa 150 positività all'interno delle strutture che riguardano chiaramente maggiormente gli ospiti, ma anche un numero importante di operatori. Bisogna intervenire con molta attenzione, nel senso che la casa di riposo rappresenta un po' l'anello fragile del nostro sistema sanitario, fragile nel senso che ha al suo interno soggetti deboli, soggetti fragili, e quindi va posta tutta l'attenzione possibile affinché il soggetto riceva le cure adeguate all'interno della propria struttura. Il lavoro di una realtà sanitaria, pur comprensibilmente spostato verso l'emergenza Covid-19, deve anche riguardare altre situazioni, stagionali in particolare, visto che da qui a metà febbraio è il tipico momento delle sindromi influenzali, con tanto di vaccino. Procede la distribuzione presso i medici di medicina generale. La gran parte dei medici di medicina generale, che vanno ringraziati, ha effettuato appunto le vaccinazioni ai propri assistiti. Ci sarà una seconda fase di fornitura agli stessi medici a metà novembre di vaccini antinfluenzali per poter coprire ancora di più le fasce interessate. Una precisazione importante riguarda infine la questione del sovraffollamento dei pronto soccorso, che non si riferisce sempre a casi Covid o di estrema urgenza sanitaria. Quando si hanno dei sintomi, raffreddore, mal di gola, febbre, rivolgetevi al vostro medico di medicina generale, non intasate i pronti soccorso per sintomatologie lievi. Il medico di medicina generale è in grado di darvi tutte le indicazioni che servono per affrontare in maniera adeguata i sintomi che presentate. Rivolgetevi ai pronti soccorsi solamente in caso di situazioni di sintomatologia molto pesante.